Un ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi andiamo a vedere una delle partite più spettacolari della storia degli scacchi. Si tratta di una partita con gioco molto aggressivo e le mosse sono le seguenti: A4, E5, cavallo F3, D6, D4, cercando il cambio. A questo punto solitamente si cambia, oppure c'è anche questa mossa, alfiere in G4, andando subito a fare un'inchiodatura. A questo punto il bianco decide di cambiare, cambio di cavallo, donna per, e la posizione ora sembra quasi paritaria con la colonna D aperta. Ok, dopo quest'altro cambio segue don F3, cambio, segue alfiere in C4, sempre cercando ovviamente il matto in F7. A questo punto il nero si para dal matto con cavallo F6 e il bianco ripropone l'attacco con donna B3, che punta sia su F7 che allo stesso tempo su B7, che ormai è rimasto scoperto. Il nero gioca donna E7 per proteggersi, e a questo punto il bianco preferisce proteggere il pedone E4 rimasto scoperto con cavallo C3. Con C6 il nero apre la difesa della donna su B7 e si protegge dalle varie entrate fastidiose di cavallo. Segue inchiodatura di alfiere, B5, mossa piuttosto azzardata perché qui era prevedibile un sacrificio di questo tipo: cavallo per pedone, pedone per cavallo e alfiere per pedone scacco. Ora, come si può difendere il nero? Sicuramente con praticamente l'unica mossa disponibile, che cavallo da B va in D7. A questo punto segue un arrocco lungo da parte del bianco e c'è un ulteriore attacco su punto D7 e un'ulteriore quindi inchiodatura. Ovviamente abbiamo una difesa torre per torre di 8, e a questo punto segue questo bello scambio: torre per cavallo, torre per cavallo, torre per torre, torre per torre, e poi ulteriore inchiodatura con il sopraggiungere della torre da H a D1. A questo punto donna E6 per togliersi ovviamente dall'inchiodatura e quindi poter sfruttare il cavallo per prendere in D7. Segue alfiere per D7, cavallo per D7, e attenzione a queste ultime mosse conclusive: donna B8, l'unica difesa da parte del nero è quello di mangiare la donna, e segue lo scacco matto di torre e il nero non ha via d'uscita.